Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e oggi siamo qui non da solo ma con un ospite, il maestro Damiano Locci. Ciao a tutti. In questa chiacchierata, perché sarà veramente una chiacchierata quella che ci faremo oggi, gli farò qualche domanda per scoprire un pochettino di più su questo affascinantissimo mondo degli scacchi, ma soprattutto come è possibile, così giovani, arrivare a questi livelli. Allora, Damiano, innanzitutto raccontaci un pochettino così come è nata la passione per gli scacchi. Per me è nata quando ero molto piccolo, ho iniziato a giocare in casa, poi ho iniziato con i tornei giovanili, ho iniziato quasi da subito a conoscere il mondo dei tornei, delle competizioni e poi da lì non ho più smesso, sono stato abbastanza costante, ho sempre praticato il gioco, non ho avuto interruzioni lunghe, ho avuto interruzioni dai tornei per motivi di studio, però ho sempre giocato. Il titolo di maestro l'ho preso quando avevo 28 o 29 anni. Non so, forse avevo 29 anni già compiuti. E niente, adesso è così, eccoci qua. Insomma, adesso ne ho 30, quindi non è passato molto tempo. Certo, beh, è assolutamente un grande traguardo e la domanda che volevo farti è, hai iniziato a giocare, ti avrà insegnato qualcuno, tuo padre in famiglia già giocava qualcuno o essenzialmente hai fatto tutto da solo con l'aiuto chiaramente dell'online? Mi ha insegnato le regole di gioco mio padre quando avevo 7 anni. Poi ero andato al Circolo di Cagliari, dove avevo seguito un corso per bambini. Per un po' di tempo avevo fatto, insomma, per conto mio, io ho iniziato a giocare, a fare le partite con gli altri, poi in un momento successivo ho iniziato anche a prendermi in mano qualche libro perché ero molto piccolo. Quando avevo 11 anni ho iniziato a studiare qualcosa da solo. Poi ho lavorato, mi ha insegnato un giocatore di Cagliari che è un maestro, anche lui, maestro Ibba. Seguiva me e un paio di altri ragazzini, ci ha seguiti per qualche tempo, poi è partito per la Francia, era andato a vivere in Francia e ci eravamo persi di vista. Poi dai 16 anni in poi mi ha seguito un altro forte giocatore che è diventato anche mio amico, un maestro internazionale, Borgo, Giulio Borgo, che ringrazio. Mi ha aiutato molto in quegli anni, poi quando ho iniziato l'università ho smesso di prendere lezioni, insomma, perché con gli impegni universitari non si poteva conciliare quel tipo di studio. Quindi ho avuto una serie di insegnanti nel corso della storia, l'ultimo dei quali è stato Davide Alberto, ho fatto delle lezioni con lui anche l'anno scorso e mi è stato di grande aiuto. Insomma, ho avuto questa fortuna. Poi quando io avevo iniziato l'online non c'era granché, Esatto. quindi l'online si è iniziato a vedere. Io le prime lezioni online le ho prese che avevo 16 anni, quando ero più piccolo non si usava ancora. Io sono cresciuto principalmente facendo tornei dal vivo, questo è stato l'aspetto che ha caratterizzato la crescita, insomma giocare contro avversari più forti, beccati nei tornei, è stato fondamentale. Eh beh, certo, immagino che è lì che ti fai anche le ossa e l'esperienza, perché a parte che, come saprai meglio di me, giocare a tempo lungo online è praticamente impossibile. Cioè non è possibile allenarsi a tempo ragionato online perché comunque la gente è sempre di fretta, va online, si fa le partite da 5 minuti. Quindi alla fine se vuoi giocare veramente a scacchi penso che l'unico posto per farlo sia nei tornei, dico bene? Eh beh sì, se si vuole giocare 90 minuti a testa, più 30 secondi a mossa, più 30 minuti dopo la quarantesima, farlo da casa non mi sembra lo stesso, anche perché
c'è una tensione diversa. Fare le partite a tempo lungo di allenamento a casa va benissimo, però magari non su quella lunghezza così importante, magari 30 minuti a testa più 10 secondi a mossa, cose più... No, però per le partite davvero classiche non c'è altra... il torneo è un'altra cosa, stare al tavolo dal vivo è una cosa diversa. È vero. E adesso ti faccio una domanda da $1 milione e Vediamo te la se seguente. te la spiego con di dollari. E la domanda è, quali sono state secondo te le cose che ti hanno fatto fare il salto di qualità all'interno della tua carriera? Quei concetti chiave che hai preso, che hai sentito che con quelli veramente hai fatto un passo avanti notevole? Mm. Bella domanda. Quando ero piccolo, insomma, i concetti chiave fondamentali della strategia. C'è stato un periodo che sono migliorato molto sulla tattica e allora insomma ho visto la differenza quando ho fatto il lavoro sulla tattica, che è un lavoro che consiglierei di fare a quasi tutti i giocatori amatori, perché generalmente tutti gli amatori hanno bisogno di fare un bel lavoro sulla tattica, lo studio dei temi tattici, la risoluzione di molti esercizi. Quanti E quello problemi bisognerebbe risolvere secondo te ogni giorno? quanti? Quanti, sì. Secondo me non è che ci sia un limite, il limite dipende dal tempo che uno ha a disposizione, non c'è una linea per cui andare oltre non sarebbe più utile. Ok, no, scusa se ti ho interrotto, ma spesso mi fanno questa domanda, quindi te l'ho rigirata. Il problema della tattica è che è faticoso farla, quindi molta gente non la fa. Inizi un giorno, fai un po' di diagrammi un giorno, il giorno dopo hai già smesso. Invece la tattica per migliorare bisogna prendersi un buon manuale dove ci sono gli esercizi catalogati per tema, lavorare proprio sui temi tattici, prima i fondamentali, poi quelli un po' derivati. È un esercizio che va fatto, insomma, con la costanza premia nella tattica. Vero, verissimo, verissimo. È così un po', diciamo, in tutto, però questo assolutamente, anche perché io lo vedo, quando non li fai per un po', è come se il tuo occhio inizia a perdere, no? E quindi c'è sempre bisogno di rimanere in costante allenamento. Quindi dicevi, scusami, ti ho interrotto, la tattica ti ha aiutato moltissimo in questo miglioramento, la strategia, dicevi? Vabbè, per la strategia io non è che mi reputi un grande stratega, però a un certo punto, verso i 24 anni, mi ero messo a studiare dei libri di partite commentate molto buoni, avevo incominciato ad avere l'impressione che dovessi fare le mosse che tendevano a essere giuste e non quelle che mi piacessero. E quella è stata un po' anche una rivoluzione, sembra una cosa banale. No, no, Uno no. generalmente gioca le mosse, spesso gioca mosse che gli piacciono, no? Vede una mossa, dice, ah, questa sembra interessante, la faccio, però non è che uno si chiede, ma sarà giusta, sarà corretta. Invece cercare di avere un approccio più obiettivo, più oggettivo, nel limite del possibile, perché poi c'è lo stile. Però insomma cercare la ricerca delle mosse buone di per sé, sforzarsi in questa direzione, quella è una cosa che ho maturato molto tardi, nonostante avessi già molta esperienza di tornei, insomma. Per me anche quello, ed era venuto quello dallo studio di buone partite commentate, che è un'altra cosa che consiglio assolutamente. E quando studi una partita commentata, ti limiti alle mosse principali o esamini tutte le varianti? Perché a volte vedi partite commentate con parentesi e parentesi e parentesi. Il problema è che poi quando magari analizzi queste partite su scacchiera reale, poi non ti ricordi più come tornare alla posizione prima perché intanto nella variante sei andato tipo 20 mosse in avanti. Come procedi tu con lo studio? Allora, io quando, quando facevo quel tipo di lavoro prendevo... scusa, mi sta venendo un po' di Figurati, tosse. Mi sa figurati. che
l'aria condizionata, se no qua muoio in diretta. No. Quando facevo questo tipo di lavoro io prendevo la partita commentata, la leggevo integralmente, riportavo sulla scacchiera soltanto le mosse giocate in partita e facevo lo sforzo di visualizzare tutte le varianti scritte per quanto fossero lunghe. Lì diventava anche un esercizio di visualizzazione in realtà. Univo le due cose. La riguardavo la prima volta con attenzione, andando abbastanza lentamente, e poi una seconda volta la riguardavo più velocemente per vedere se avevo colto i punti fondamentali, e quindi facevo questo lavoro qui, insomma, le riguardavo 2 volte. E E quindi così. su una partita possiamo dire molto a grandi spanne, quanto tempo ti soffermavi? 10 minuti, 20 minuti, un'ora? Solitamente 20 minuti, sì, su una partita. Poi dipende molto anche dalla partita. A volte avevo dei libri che erano delle raccolte di partite di interi tornei, magari capitava la patta che hanno fatto in 15 mosse, e lì magari guadagni un po' di tempo per vedere le altre. Però comunque seguendo questo metodo, in 20 minuti più o meno riuscivo a vedere la partita. Certo, certo. Senti Damiano, hai un giocatore di riferimento? Un campione di riferimento? Beh, il mio giocatore preferito, quello che mi interessa di più, è Alekin. Io mi sono formato molto sulle partite di Alekin, sui suoi libri, le mie migliori partite, che sono editi in italiano dalla Prisma in 2 volumi. Quelli per me sono stati libri fondamentali. Ancora adesso, quando ho tempo, li prendo in mano, gli do una lettura. Eh immagino che sia, sia interessante. E invece, appunto, per quanto riguarda lo studio del repertorio di aperture, cioè, qual è stato il processo? Anche lì hai scelto per istinto un'apertura piuttosto che l'altra, ti era più simpatica, ti piaceva più il nome, per dire come... Beh, quando ero piccolo ho scelto più o meno a caso le aperture che giocavo. Mi ricordo che in quegli anni, fine anni 90, anzi forse nel 96, era uscito un certo libro di Gabor Kallai, l'enciclopedia essenziale delle aperture, no? Allora prendevo quel libro, mi guardavo il capitolo dell'apertura che mi interessava, me lo leggevo e giocavo quelle aperture. Poi andando avanti, nei primi anni 2000, avevo iniziato a usare Chessbase, allora mi facevo dei file sulle aperture, utilizzando Chessbase facevo le ricerche nei database. Sì, poi quando sono diventato un po' più grande, io già dal 2005, che avevo 15 anni, ero già candidato maestro. Quindi lì avevo anche delle esigenze un po' diverse, e ho incominciato, a seconda delle aperture che mi interessavano, a comprare delle monografie, cioè dei libri proprio specifici per quelle aperture. Chiaramente questi libri sono un po' come le mozzarelle, dopo un po' di anni scadono e li devi comprare altri, quindi ho lavorato anche su monografie come la gente fa di solito. Quindi sì, univo Chessbase, l'utilizzo di Chessbase, l'analisi delle mie partite e lo studio di monografie. Poi per quanto riguarda la scelta, dipendeva un po' da quello di cui avevo bisogno. Io da bianco ho oscillato tra periodi in cui giocavo E4, periodi in cui ho giocato l'inglese, e alla fine mi sono risolta per giocarle tutte e due, non riuscendo a scegliere tra una delle due. E tutto sommato va bene così. Da nero le ho provate un po' tutte, ci sono dei periodi, c'è stato anche qualche periodo in cui ne giocavo molte contemporaneamente, per esempio contro E4 giocavo E5, E6, D5, la moderna, la Ninzovic, E4 cavallo C6. Sì, sì, sì. E poi alla fine, insomma, mi sono risolto un po' per la francese, qualche volta anche la siciliana.
Poi oggi, vabbè, dipende sempre dallo stadio in cui uno si trova. Un amatore spesso gli conviene fare il repertorio di aperture e studiare un certo numero di linee, una linea da bianco, una linea da nero contro il 4, un'altra contro i giochi chiusi, approfondire quello. Invece chi ha delle esigenze un po' diverse, quando si è maestri e magari si ha delle proprie partite nel database, bisogna fare un po' di lavoro diverso, perché bisogna fare in modo che il nostro avversario non sappia il giorno prima quello che noi gli giocheremo in torneo il giorno dopo. Quindi dobbiamo cercare di essere più flessibili, avere un ventaglio più ampio. Questo richiede un lavoro diverso. A volte giochiamo delle linee minori, le giochiamo una partita e non le rigiocheremo mai più in vita nostra, perché noi in quella partita ci serviva entrare in quella cosa per magari evitare di entrare in altre. Per cui il concetto di repertorio per me ormai è un po', nel mio caso specifico, è un po' poco adatto. Io dovrei cercare di giocare quello che mi serve al momento e di arrangiarmi, però per giocatori amatori di categoria nazionale il repertorio ha ancora un senso, soprattutto se non avete vostre partite nel database, non avete quel tipo di problema. Poi oggi tanta gente gioca su internet, quindi il problema non si pone proprio. Certo, no, interessante questo concetto e quindi ci hai fatto capire proprio che c'è veramente un aspetto psicologico per quanto riguarda la preparazione, e cosa giocare. E ti faccio una domanda ai tuoi livelli. Oltre alla preparazione ovviamente prettamente scacchistica, c'è anche una preparazione fisica da seguire, è consigliato un certo tipo di dieta piuttosto che altro? Guarda, in teoria sarebbe consigliato, poi il fatto che la gente lo faccia è un altro discorso. Io tutto sommato sono un maestro, ho un punteggio in FIDE intorno ai 2200, quindi non mi reputo assolutamente un professionista, diciamo che sono un amatore di livello buono. Nel mio caso, durante i tornei di scacchi adottavo delle accortezze, non facevo tardi la sera, durante i tornei troppo tardi. Non mi ubriacavo tra una partita e l'altra, cosa che sconsiglio a chiunque giochi. Vabbè, poi durante il torneo magari cercavo di prediligere alcuni alimenti piuttosto di altri, evitavo le bevande gassate, zuccherate prima delle partite. Per esempio a pranzo, prima di una partita di torneo, non mi bevevo mai la birra, mi bevevo l'acqua. Quelle sono delle accortezze, anche non mangiare cose troppo impegnative dal punto di vista della digestione prima di una partita di torneo, sono cose che bisognerebbe starci all'occhio. Per il resto, sì, la preparazione fisica è importante, perché se ti capita la partita di 5 ore e mezza, a me è capitata anche la partita di 6 ore, con i finali di torri lunghissimi o finali Mamma. di donne. Lì devi stare, soprattutto verso la fine, che non hai il tempo di alzarti, devi essere fresco e stare bene fisicamente aiuta, soprattutto nelle partite a tempo lungo, questo. Poi vabbè, stare bene fisicamente aiuta la concentrazione, quindi se uno volesse avere dei risultati, se ha delle ambizioni particolari, cercare di fare attività fisica, molto cardio, qualche cosa che insomma corsa o nuoto, tennis, attività per fare cardio. Non certo andare a fare sollevamento pesi in palestra, essere grossi a scacchi non ho mai saputo che abbia aiutato qualcheduno, se non magari nelle diatribe in sala analisi. Sì, non ho mai visto uno scacchista con i deltoidi. Damiano, le ultime due domande, poi veramente sei stato già fin troppo gentile e disponibile. La prima domanda è, dicevi che nel 2005, se non erro, eri diventato candidato maestro. Sì. Ok,
da prima nazionale a candidato maestro ci sono quei fatidici 200 punti che per molti sono uno scoglio insormontabile, cioè arrivano ad un buon livello, 1850, 1900 e poi toccare quei 2000 diventa veramente difficile. Hai qualche consiglio per fare, diciamo, questo salto di qualità? Il passaggio da 1800 a 2000 è un bel passaggio. Poi chiaramente ogni giocatore è diverso, non c'è tipo lo stereotipo del 2000 e lo stereotipo del 1800. Sicuramente il 2000, diciamo com'è rispetto al classico 1800, è anche un giocatore che ha più esperienza di torneo molto spesso, che è più in grado di mantenere una performance alta nella partita dopo la quarta ora di gioco. Invece è un giocatore che magari anche in posizione persa o in posizione inferiore ha sviluppato la capacità di resistere, di porre problemi all'avversario, quindi significa salvare tanti mezzi punti, tanti punti, abilità tattiche sicuramente, magari un po' più di precisione nel repertorio di aperture. Insomma, a me è capitato di vincere partite in torneo contro dei 1800, anche dei 1900 in meno di 10 mosse, perché hanno fatto dei pasticci clamorosi in apertura contro un 2000, di vincere in meno di 10 mosse non mi è mai capitato ancora. Però insomma, beh sì, il 2000 bisogna insomma prendere quella strada là, cercare di migliorare su tutti gli aspetti. Immagino soprattutto nella fase tattica più che nel finale. Certo, i finali fondamentali vanno conosciuti, però non è che i 2000 sappiano chissà quante cose. Insomma, avere un po' le basi di tutto, l'esperienza aiuta molto. Quindi insistere, insomma. Bene, ecco, l'altra mia domanda era l'ultima, tra l'altro, era appunto un po' riferita ai finali, no? Cioè lo studio, quanto è importante secondo te lo studio dei pedoni, delle catene pedonali, delle varie strutture pedonali e quindi anche poi ovviamente cioè se hai in un mediogioco e dici ok, qui cambio tutti i pezzi, mi si crea un pedone passato e vado a promozione. Un giocatore amatoriale questo ragionamento nella sua testa non lo fa. Quindi probabilmente c'è bisogno di uno studio per arrivare a fare questi ragionamenti. Quindi la domanda è quanto è importante studiare i pedoni veramente a livello approfondito. Quello è un aspetto fondamentale perché se tu non capisci la struttura pedonale che stai giocando, non puoi giocare con la struttura ad un livello, diciamo, accettabile di comprensione. Chiaramente la questione delle strutture pedonali è che sono molte, quindi nel momento in cui uno sceglie che aperture giocare, è meglio che si preoccupi di capire quella struttura pedonale, che cosa succede. Questo è anche il motivo per cui per i giocatori con meno esperienza, giocatori di categoria nazionale, l'idea del repertorio ha un senso, perché se tu riesci a fare in modo di entrare più o meno sempre nelle stesse strutture pedonali, sviluppi una comprensione in quelle strutture e puoi riuscire a giocarle in maniera decente. Se tu invece non hai molta esperienza e ogni partita giochi una struttura pedonale completamente diversa dall'altra, è più facile che non hai dimestichezza. E quindi no, per migliorare il livello di comprensione anche delle aperture che si sta giocando, del mediogioco, l'aspetto dei pedoni è fondamentale perché sono i pedoni che ti dicono da che parte devi attaccare, da che parte si deve sviluppare il tuo gioco, se devi giocare per il mediogioco o per il finale. I pedoni sono fondamentali per la comprensione strategica. Bene, bene Damiano, veramente ti ringrazio per il tuo tempo e insomma per averci fornito la tua esperienza e speriamo allora magari in futuro di poter collaborare nuovamente insieme e grazie di tutto, noi ci vediamo prossimamente spero. Grazie ancora, ciao Damiano. Un piacere. Ciao a tutti. Ciao.